chiedo e chiederemo ancora sacrifici fino a Pasqua. Se è vero che per il secondo giorno consecutivo si registra un calo dei ricoveri per coronavirus negli ospedali veneti e una diminuzione degli accessi alle terapie intensive, è altrettanto importante in questa fase non abbassare la guardia. Non vorrei che qualcuno, preso dall'eroismo, cominciasse a pensare che è finita. La guerra contro il Covid dunque non è ancora finita e, come accade al fronte, l'attenzione non va mai abbassata. Va in questa direzione la possibilità di rivedere l'ordinanza regionale. Stiamo ragionando di proroga, forse inserendo ulteriori elementi che nascono anche dall'esperienza di questi giorni. Stiamo facendo una verifica giuridica sull'ordinanza perché c'è una sorta di vulnus rispetto al decreto. Dunque sarà una Pasqua blindata, durante la quale si chiederà ai veneti di non farsi tentare dai giorni di festa e dalla voglia di uscire. Chiedendo alle forze dell'ordine e a tutti coloro che hanno il ruolo di vigilanza di far rispettare le regole, ma il vero appello lo si fa al buonsenso. Ma la regione sta pensando anche al dopo, con un piano delle riaperture che scongiuri il rischio Hong Kong. Ci stiamo preparando perché quando si riaprirà bisognerà adottare dei criteri per evitare l'effetto Hong Kong. Tornare alla normalità per far ripartire l'economia. La situazione delle imprese ci preoccupa molto, ha sottolineato Zaia, che ha ricordato come il PIL del Veneto sia di 150 miliardi di euro l'anno. Un fermo di questa regione di un mese significa almeno 10, 11, 12 miliardi di PIL perso. Pochi settori risparmiati dalla crisi e sicuramente il comparto agricolo è tra quelli che sta risentendo maggiormente della situazione. Ieri ho firmato la dichiarazione dello stato di emergenza per l'accesso al fondo di solidarietà per l'agricoltura veneta. L'agricoltura ha il fondo di solidarietà nazionale, ve lo dico perché le altre imprese non ce l'hanno, che poi qualcuno dica e le altre imprese, e quindi abbiamo firmato lo stato di crisi per l'agricoltura del Veneto in maniera tale che si possa avere accesso al fondo. E poi c'è l'aspetto migliore di questa emergenza, quello della solidarietà che passa attraverso le donazioni più o meno grandi. Abbiamo raggiunto i 19 milioni di euro, pensate, con 24.677 donazioni. Faccio appello ovviamente in particolar modo al mondo imprenditoriale, magari a chi può dare un segnale, è assolutamente utile per noi e c'è assolutamente d'aiuto, visto e considerato che ormai andiamo verso i 100 milioni di euro di spesa per questa partita. E quello rivolto a chi in queste settimane sta combattendo tra le corsie degli ospedali. I gestori dei campeggi, e parlo del Cavallino, ma in generale dei campeggi, mi hanno scritto, hanno donato 1000 soggiorni di una settimana da farsi nel 2020 o anche nel 2021 agli operatori sanitari del Veneto.